A Genova va in scena la sfida del girone A di Serie D tra Ligorna di mister Pastorino e l'Asti di mister Sesia. Biancazzurri terzi a quota 14 punti reduci dal pari a reti inviolate contro la Sanremese, astigiani al 10° posto sconfitti nell'ultimo turno dall'Albenga. Ritmo di gioco alto fin dai primi minuti, la prima occasione di marca biancazzurra quando Delle Piane al 10° parte dalla destra, si accentra e conclude con il mancino ma la sfera termina alta. Al 28° è Bacigalupo a liberarsi sulla destra e a concludere, ma il difensore devia sul fondo. Sul calcio d'angolo seguente Ligorna invece buca la porta astigiana, calcio d'angolo dalla destra su cui svetta Lionetti, centrocampista box to box, autore di un grande avvio di stagione. Rivediamo le immagini della rete. Al 32° l'Asti risponde con il colpo di testa di Diop su cross dalla destra, ma la sfera termina la sua corsa alla destra di Gentile. 3 minuti più tardi miracolo dello stesso Gentile è capace di salvare sulla riga il tentativo di Ozzara, ma è solo il preludio del pareggio. Un minuto più tardi è infatti Valenti a superare l'estremo difensore biancazzurro con l'incornata su cross dalla destra. Squadre così sul risultato di 1-1, rivediamo le immagini. Ultima occasione nel recupero quando Bacigalupo si inserisce di testa su calcio di punizione dalla sinistra, ma Brustolin abbassa la saracinesca e salva il risultato. Le due squadre vanno così a riposo sul risultato di 1-1. Il secondo tempo si apre con la prima rete in campionato di Conti, subentrato a Miracoli, cross da destra di Islam sul quale l'ex sanremese si inserisce puntuale e buca la porta difesa da Brustolin con dedica speciale a papà e fratello presenti tra il pubblico. Rivediamo le immagini. Passano 5 minuti a provarci nuovamente il Ligorna con il tentativo di Mariotti dal cuore dell'area, bloccato basso dall'estremo difensore. Al 63° si rifà vivo l'Asti con la conclusione di Valenti che però non impensierisce Gentile, ma dopo pochi giri di lancetta l'eterno Manasiev va a pareggiare i conti grazie a uno splendido traversone dalla destra che viene capitalizzato proprio dall'ex Dertona. Rete del 2-2 e sfida così sul pari a Genova. Rivediamo le immagini. I piemontesi ci riprovano al 69° con il solito Valenti, ma il suo tentativo di testa su cross dalla destra termina alto. All'80° il Ligorna rischia la rete del 3-2 con la splendida volley di traverso, ma la sfera si spegne pericolosamente a lato. Ultima occasione di marca astigiana con il colpo di testa di Diop su cross di Manasiev che però termina alto seppur da buona posizione. La sfida a Genova si chiude così sul risultato di 2-2, un punto per parte per Ligorna e Asti.